Allora, buonasera a tutti e benvenuti. In modo particolare ringrazio da subito l'organizzazione per questa splendida serata e soprattutto in modo particolare ringrazio Indipendenza Veneta e Indipendenza Veneta Vedelago che con i suoi rappresentanti, elenco solo alcuni dei nomi significativi, per esempio il responsabile Daniele Soligo, piuttosto che Antonio Perozzo e il grande compagno di squadra Marco Perin, insomma, sono stati i primi a credere nella nostra squadra e sono stati proprio i primi a volere guardare un po' più in alto e quindi a puntare verso un obiettivo comune, quello proprio un obiettivo di squadra, per andare avanti e lavorare assieme. Grazie quindi a Indipendenza Veneta e grazie quindi a Indipendenza Veneta di Vedelago. Abbiamo parlato sempre di squadra, abbiamo parlato sempre di squadra trasversale, una squadra trasversale capace di unire ed è stata proprio questa scelta che ha determinato la nostra elezione. E quindi grazie di cuore anche a tutti i miei collaboratori, i miei compagni di squadra, i consiglieri e assessori che vedo qui questa sera presenti. Ed è insieme in maniera proprio trasversale che abbiamo anche scelto in Consiglio Comunale, come ricordava poco fa il segretario, di votare proprio il sollecito nei confronti della Regione per l'indizione affinché venga indotto questo referendum. Perché è giusto che il Veneto possa decidere ed è giusto che il Veneto decida, proprio come nome del comitato, nonché il titolo della serata di questa sera. Ma la strada, sia chiaro, è tutt'altro che in discesa, la strada è davvero difficile, infatti dai primi giorni in cui noi siamo stati eletti, noi come amministrazione ci siamo scontrati con le più grandi difficoltà che l'amministrazione comunale oggi e come tutte le amministrazioni pubbliche oggi si scontrano. E di questi giorni vi faccio un po' un esempio, di questi giorni proprio lo slittamento, quindi la proroga del termine ultimo per l'approvazione, pensate un po', del bilancio di previsione 2013. Cioè un'amministrazione comunale andrà a votare e ad approvare un bilancio di previsione per l'anno in corso, non stiamo parlando del 2014, stiamo parlando del 2013 entro il 30 di novembre. Ditemi un po' voi se un'azienda può lavorare fino a novembre non pensando a una strategia, non pensando agli obiettivi che vuole perseguire e non pensando di poter investire in un anno, perché semplicemente non è che non abbia i soldi, se ce li ha non sa di poterli investire e non sa quanti soldi abbiamo. Un'altra notizia degli ultimi giorni è proprio quella dell'IMU, un'IMU camaleontica che cambia continuamente colore, nome, forma, insomma un giorno si chiama IMU, poi abolisce e arriva la TARES, dalla TARES di nuovo arriva e abbiamo la TASER. Gli ultimi giorni parliamo di service tax, i colleghi mi guardano effettivamente acconsentano e ancora non sappiamo quale sarà la nuova tassa che andrà a sostituire sostanzialmente l'IMU. Ma quello che è peggio è che continuiamo a vivere nell'incertezza e allora ecco, noi pensiamo che non sia proprio giusto che sia così, che questo non sia un sistema di un paese, non sia un sistema per un Veneto e non sia giusto che i veneti continuino a pagare colpe e deficienze che non sono proprio solo dei veneti. E questo abbiamo scelto di perseguire questa strada, ma abbiamo anche scelto di scendere in piazza ogni qualvolta i colleghi sindaci lo richiedevano per manifestare insieme e far valere un po' la nostra voce, insomma fare un po' la voce grossa. E finché questo potrà contare, finché queste iniziative si continueranno a svolgere, noi intendiamo assolutamente perseguirle proprio perché riteniamo doveroso farlo e doveroso sottolineare questo fattore, anche perché poi a un certo punto ci si chiede come mai, titolo del Corriere della Sera di stamattina, l'Italia è l'unico paese del G7 ad essere in recessione. Abbiamo un PIL del calo dell'1,8%, ma chissà come mai. Ecco, insomma, io non mi dilungo altro perché altrimenti sottolineerei tanti altri problemi che ha una pubblica amministrazione, ma l'intento di questa sera era proprio quello di evidenziare la squadra, perché insieme la squadra vince e vince sempre. Grazie a tutti e buonasera.